Fantastico, fantastico perché dietro, per chi come me è cresciuto in questo stadio sia da ragazzino e poi da calciatore, so cosa ci hanno tolto, cosa hanno tolto a quest'erba, ci hanno tolto davvero tanto e volevo riprendermela ai tempi, c'era andato vicino e oggi ci sono in mezzo alla nostra gente, quindi questa è la cosa più bella, aver ridato alla nostra gente ciò che si merita. Un gradito ospite, il centrocampista del San Biase, Roberto Chiuzzi. Buon pomeriggio Roberto. Buon pomeriggio a te. La delusione dei giocatori della Lucchese, la festa del Cosenza per il pareggio conquistato. Un punto che fa classifica per gli uomini di Sonzogni, ancora in corsa nella lotta per non retrocedere. Un punto che spenge invece i sogni di salvezza per i toscani. Brutta partita, senza reti, priva di emozioni, piena zeppa di falli, con molti ammoniti e un espulso Alfieri per gli ospiti e tanta paura da ambo le parti. Inutile anche il sostegno dei tifosi tornati a riempire il vecchio Porta Elisa grazie al costo del biglietto fissato al simbolico prezzo di 1000 lire. Rare le occasioni in porta nel primo tempo, il più incisivo tra i padroni di casa alla fine sarà Tarantino. Il Cosenza è comunque più squadra, nella ripresa non concede spazio agli avversari e seppure in inferiorità numerica riesce persino a creare pericoli alla retroguardia rossonera. Impegno, generosità, sacrificio non sono mancati tra i ragazzi di Burnice, ma per conquistare 3 punti utili per tenere accesa la fiammella della speranza serviva qualcosa di più, un colpo di genio o più semplicemente un gol. Riprendono appunto la partita tra Lucchese e Cosenza, una partita in cui ha fatto il suo primo esordio in Serie B il mister del Cosenza Calcio Roberto Chiuzzi. Benvenuto mister, le ho fatto vedere queste immagini, che cosa le ricordano? Grazie, una sorpresa fantastica perché non mi aspettavo assolutamente queste immagini. Io ce l'ho in videocassetta, quindi ogni tanto le riguardo e mi emozionano sempre, insomma. Mister, allora, benvenuto a questa nostra trasmissione. Andiamo a presentare gli ospiti che saranno con noi questo pomeriggio. Insomma, lei la ringrazio per essersi sottoposto a questo test. Insomma, le faremo una serie di domande perché anche i nostri telespettatori possono inviarci dei WhatsApp, dei messaggi in cui farle appunto alcune domande. Vado a presentare in sequenza, vedo proprio nello schermo, nel monitor di servizio, c'è Antonio Clausi. Buon pomeriggio Antonio, giornalista di Cosenza Channel. Ciao Anna, un abbraccio a Roberto e un saluto a tutti i tuoi telespettatori. E buon pomeriggio anche ad Alfredo Nardi, che è del Quotidiano del Sud. Alfredo, ti ritrovo dopo il presidente, adesso abbiamo un altro ospite importante come il mister. Buon pomeriggio a tutti, al mister, naturalmente ad Antonio, a te, e mi inviti sempre quando ci sono i pezzi grossi, insomma. Vuol dire che allora te lo meriti, Alfredo, no? A parte gli scherzi, insomma, abbiamo voluto creare una sorta di discussione insieme al mister, con il quale poco fa, proprio prima di queste immagini del suo esordio in Serie B da calciatore, abbiamo visto invece una bellissima soddisfazione, quella del ritorno in Serie B dopo tanti anni. Il mister è tornato in Serie B proprio da vice allenatore, adesso invece si ritrova nel posto più alto, un posto di responsabilità, vero Roberto? Sì, assolutamente. Innanzitutto buon pomeriggio sia ad Antonio che ad Alfredo, quindi a tutti voi e ai telespettatori che poi faranno domande e sono contento di poter rispondere e condividere con loro il mio pensiero. Ritornare insieme a tutti noi, insieme al Cosenza, alla famiglia Cosenza, nella categoria dove l'ho lasciata tanto tempo fa, è stato bellissimo. Oggi è una responsabilità ancora in più perché sono io che sono il primo responsabile di tutto, sono quello che devo scegliere, devo fare tutto bene e devo cercare davvero di dare l'esempio, che è la cosa più importante, l'esempio con il lavoro, insomma.
Ti faccio la stessa domanda che ho fatto al Presidente proprio nella prima puntata. Lui non ha mai creduto nella retrocessione, o meglio, ha sempre creduto nella salvezza nello scorso campionato dopo il lockdown. Tu hai avuto in mano poi questa patata bollente, chiamiamola così, sei riuscito a centrare la salvezza. Quali sono state le emozioni? Che cosa hai pensato subito dopo aver centrato questo importante obiettivo? Ma onestamente, pensato, io ce l'ho messa tutta in quelle 10 gare, avevo magari nel periodo di stop ho cercato di riflettere, qualora la società, il presidente mi affidava la squadra, quali erano le cose giuste da fare, quindi ho lavorato molto nel lockdown e poi diciamo che abbiamo raccolto i frutti di un lavoro, un duro lavoro, un lavoro di responsabilità da parte mia perché sapevo quando ero, insomma, potevo essere protagonista sia in negativo che in positivo. Fortunatamente lo sono stato in positivo, ma è stato frutto del lavoro, insomma. E quindi diciamo che abbiamo raccolto i frutti di un lavoro, di uno staff, di una squadra, di una società che ha cercato di fare tutto con un unico intento, insomma. Un unico intento era quello di togliere fuori tutto se stesso, ogni componente di questa società, per poter di nuovo regalare alla nostra città, alla nostra gente, alla nostra provincia questa categoria, perché Cosenza la merita tutta, insomma. Prima di andare con le domande anche dei colleghi giornalisti, io volevo farti sentire, insomma, del tu, del lei, ti do del tu Roberto, tanto ci conosciamo da tanti anni. Assolutamente sì. Farti sentire proprio la dichiarazione del Presidente quando noi abbiamo chiesto alla prima puntata se Occhiuzzi era il miglior acquisto del Cosenza. Sentiamolo insieme. La penso così perché Occhiuzzi è un prodotto nostro, del Cosenza. Noi siamo insieme da oltre 7 anni con Occhiuzzi, conoscevamo le sue doti, conoscevamo il suo impegno e la sua grande, come dire, attaccamento al Cosenza, ragion per cui oggi mi sento di dire che Occhiuzzi è veramente il più bel acquisto che il Cosenza abbia potuto fare in quest'ultimo periodo. Roberto, che ti hanno fatto piacere le parole del Presidente? Assolutamente sì, io sono grato al Presidente perché per me, insomma, da allenatore mi ha fatto crescere, dal settore giovanile, ha creduto in me, io ho cercato di ricambiare con tutto me stesso sin quando allenavo i ragazzi. Innanzitutto mettendo passione per questo lavoro, per questo mondo che è il calcio che mi accompagna sin da piccolo, e poi è normale metti quel qualcosa in più perché qualcosa ti viene dentro. Con il Presidente è un confronto a volte anche schietto, a volte anche duro, perché ci devono stare dei confronti forti, perché è un percorso di crescita e soprattutto perché, insomma, il Presidente e il direttore mi stanno vicino. E quindi ci devono essere spesso dei confronti che fanno sì che, insomma, schiariscono le idee un po' a tutti, quindi il nostro lavoro è questo, giornaliero, diciamo. Prima di iniziare proprio da Alfredo, intanto arrivano già tantissimi messaggi, mister. Ciao mister, vai per la tua strada, farai grandi cose, forza Lupi, questo è il primo che ti leggo. Buon pomeriggio, sono Pasquale da Acri, volevo fare un saluto in particolare a mister Occhiuzzi e forza Cosenza sempre. Poi c'è un grande abbraccio da parte del piccolo Samuele, il guerriero che il mister Occhiuzzi gli regalò il pallone quando era vice di Braia. Iniziamo proprio con la girandola di domande. Iniziamo da Alfredo. Alfredo, volevi chiedere qualcosa tu al mister? Beh, sì. Allora, niente, io mi piace capire anche le sensazioni delle persone, no? Quindi in questo caso di una persona che io personalmente conosco da tantissimo tempo, da quando era calciatore appunto, diciamo, volevo chiedere se è stato per lui un trauma, tra virgolette naturalmente, poi essere proiettato subito nella prima squadra, parlo del periodo poi del lockdown, e ovviamente a questo punto invece quali sono le sensazioni che
bruciano dentro nel momento in cui a un certo punto ti si dice sei tu l'allenatore di questa squadra, quindi non tanto perché il Cosenza e quindi l'affetto, la passione, per carità l'attaccamento, proprio il fatto di essere comunque protagonista in prima linea proprio di una squadra, poi tra l'altro di Serie B. Sì, allora innanzitutto scusami se mi permetto di salutare chi mi ha salutato e soprattutto Samuele, e gli mando un bacione grande e speriamo che aprono tutto, si risolve tutto, così lo vedremo di nuovo agli allenamenti. Per quanto riguarda le domande di Alfredo, sì, mi sentivo pronto perché poi se vuoi fare questo mestiere a un certo punto ti senti pronto perché sai e sei consapevole che andrei incontro a responsabilità e soprattutto a critiche che le devi saper accettare, quindi puoi fare questo mestiere se sei bravo ad accettare le critiche e se le analizzi anche, perché le critiche vanno analizzate, non vanno scartate secondo me, perché ti fanno crescere, ti fanno riflettere, è normale, devi avere un tuo pensiero, una tua idea, vai avanti per la tua strada, devi mostrare un'idea ben chiara perché la devi trasferire sia alla squadra, alla società, allo staff e la devi trasferire anche alla gente, che la gente in me deve riconoscere un percorso che poi può valutare, e giustamente ci sono domeniche lo può valutare positivo, domeniche lo valuta negativo in base al risultato, però da parte mia ci deve essere un percorso chiaro, ben preciso, condivisibile e solo così, insomma, il mio lavoro lo posso portare avanti. Quindi è un po' quello. Io sono molto pratico, molto diretto, vado avanti per ciò che è il campo, il lavoro, il valutare tutto quello che si fa, valutare soprattutto la nostra squadra, valutare anche gli umori dell'ambiente, anche se io non ho i social, non seguo molto tante cose, però capisco, questa piazza la conosco, vivo il tutto, le sconfitte soprattutto io non sono un tipo che le accetto facilmente le sconfitte, però da allenatore le devi saper trasferire, cioè portare anche energia, che una sconfitta ti deve dare energia per dare qualcosa in più, perché se ci sono sconfitte qualcosina non va e devi rimediare a questo, insomma. Ad Antonio invece volevo chiedere una descrizione del mister. Una descrizione del mister. Allora, durante gli allenamenti sostanzialmente non abbiamo mai veramente avuto il piacere di apprezzarlo, perché da quando è ripartito lo scorso campionato più che altro sono a porte chiuse, quindi oppure sbirciare a distanza, come è avvenuto magari qualcosa quest'estate al Real Cosenza, si coglie poco, magari come è avvenuto in passato con tutti i suoi predecessori, eravamo lì al San Vitino a pochi metri di distanza. Però una cosa che invece mi ha colpito di Roberto è il suo savoir-faire, il suo modo di porsi durante le partite di campionato, durante le partite ufficiali. Ha scelto una linea estremamente soft per approcciarsi a questa contesa. E per una persona che vive di calcio, vive il proprio lavoro in maniera davvero costante, quotidiana, 24 ore su 24, secondo me è una guerra interiore davvero forte, riuscire a mantenere la calma in ogni occasione. Ecco, questo probabilmente è la cosa che di Roberto non tanto mi ha sorpreso particolarmente, però mi ha colpito, sì, questo devo dirlo, perché non mi sarei mai aspettato di vederlo così riflessivo, così tra virgolette silenzioso in panchina. Invece gli manca solo la giacca e la cravatta e poi può allenare sicuramente in Premier League come uno come Southgate, ecco, oppure come Pirlo. Il prototipo secondo me è quello, anziché di un tecnico che sbraita in panchina, gesticola. E questa è una cosa che di Roberto mi è piaciuta e molto. E a proposito di questa tua riflessione, Antonio, mister, c'è qualche allenatore a cui ti ispiri in particolar modo? Vabbè, ce ne sono tanti, cioè, a me piace Guardiola, ma anche Fonseca, De Zerbi mi fa impazzire, Bielsa mi fa impazzire, ma tanti allenatori per me sono un esempio. Ci sono molti allenatori anche vecchio stampo che per me da loro c'è tanto da imparare.
ne ho avuto anche da calciatori, molti, quindi diciamo che io spesso guardo le interviste perché mi piace capire come comunica un allenatore, sono le cose che seguo forse di più, le interviste, le conferenze stampa. Per quello che ha detto prima Antonio, lo ringrazio. Sono fatto così, sono io di persona, durante la settimana sono un fuoco perché devo trasferire bene i concetti, devo essere il primo nemico dei calciatori durante la settimana perché li devo mettere in difficoltà, devo far sì che tolgono fuori quel qualcosa in più. Durante la domenica credo che un allenatore deve riflettere, deve ragionare bene perché devi scegliere bene, devi scegliere al tempo giusto, quindi devi stare lì a capire le fasi della gara, a dare una mano ai ragazzi. Non mi piace l'allenatore che sta con il joystick e telecomanda le cose, i ragazzi lo sanno, a me piace che i ragazzi, soprattutto su decisioni, sulle giocate, sono giocate che vengono distinto, a volte fatte, sono loro che sono i protagonisti in campo. Io gli devo dare idee chiare, devo sistemarli se c'è qualcosa che non va, devo cercare di fare le scelte giuste, i cambi giusti, quindi capire l'avversario magari se fa qualche contrapposizione diversa, cosa sta facendo, quindi un po' ma il mio modo di fare, il comunicare è quello, è normale che c'ho tanto fuoco dentro, i ragazzi mi conoscono quando magari tante volte non serve gridare ma serve dire le cose nel modo giusto, quindi sono fatto così, è normale anche per me, è un percorso di crescita, quindi partita dopo partita cresco, sono alle prime partite da primo insomma in Serie B, in una categoria importante, ma di certo ti comporti per come sei, assolutamente. Cerco di trasmettere, ma anche la comunicazione serve anche nei confronti della terna e quindi per me sono fatto così e gestisco così le gare e quindi non ci faccio, sono così insomma alla fine. Mister, sei tutti noi, questo è un altro messaggio che ci arriva, poi tantissime domande. Allora, partiamo con la prima. Vorrei porre una domanda a mister Occhiuzzi. Il Cosenza gamba, forza, è giovane ma pecca nella fase realizzativa. Gli avanti ancora non hanno dimostrato il loro valore. Come si può invertire questa tendenza e cercare la coppia più affiatata che ci possa aiutare a centrare la salvezza in tranquillità? Allora sì, ci sto lavorando molto perché diciamo che è l'ultimo step. Se avete seguito le mie interviste, perché a me dispiace, purtroppo non c'è la gente, agli allenamenti, come diceva prima Antonio, non si possono seguire gli allenamenti, altrimenti tante cose si capiscono meglio. Però durante le gare vi rendete conto del percorso di crescita che questa squadra sta avendo anche sotto il profilo del gioco. L'ultimo step manca non solo per una questione manca anche per una questione, perché per me noi le ultime gare soprattutto stiamo costruendo molto il gioco, siamo meno verticali dello scorso anno perché spesso siamo nella metà campo avversaria, quindi ci arriviamo al limite dell'area, ci arriviamo magari più in orizzontale, lì anche mentalmente bisogna fare quel passo in più. I ragazzi devono fare quel qualcosa in più perché lì l'avversario, se a metà campo si difende con un'attenzione, più ti avvicina all'area, più si difendono con un'aggressione, una cattiveria diversa, quindi anche noi quando attacchiamo dobbiamo alzare un po' l'asticella mentale. Sto valutando determinate situazioni perché devo mettere nelle condizioni io, la squadra, poi di migliorare anche quest'ultimo step, che poi lo step che ti porta ai risultati, alle vittorie, quindi ne sono consapevole di questo. Dispiace perché stiamo creando, dispiace, però non posso perdere le certezze che abbiamo, perché abbiamo delle certezze, stiamo crescendo partita dopo partita e dispiace domenica non subire un tiro in porta, se non un contropiede il primo tempo e poi il gol e un tiro in porta il secondo e perdere una gara dopo quello che create. Forse il primo tempo siamo arrivati al limite e in aria siamo entrati con poca cattiveria. Quindi sto lavorando questa settimana, ho lavorato ad un'alternativa per cercare di dare quel qualcosa in più lì davanti anche a livello numerico, insomma. Alfredo. Proprio ricollegandoci a questo discorso, volevo chiedere al mister se tra le alternative che sta valutando ci sono anche delle variazioni sui temi tattici che sono stati proposti finora, diciamo, no? Noi stiamo vedendo fin dalle 10 partite di giugno-luglio, insomma, stiamo vedendo
sempre la difesa a 3 e poi i 3 uomini d'attacco con la variante delle 3 punte o del trequartista. Ci può essere altro che si può sviluppare con questa squadra o no? Solo una domanda tecnica proprio. Sì, questa settimana sto lavorando nello specifico, anche perché noi con il 3-4-3 o 3-4-1-2 comunque spesso ruoti sia in costruzione che in fase non possesso, quindi spesso ti sistemi a 4, quindi per me il calcio lo alleni, se alleni bene i concetti, poi alla squadra una squadra può fare sia un modulo che un altro in niente. Lo avete visto domenica quando ci siamo messi a 4-2-3-1 dopo il secondo tempo. Quindi io alleno molto i concetti per far sì che la squadra sia molto duttile a livello tattico. Sto proprio pensando e lavorando su questo, perché è normale che non voglio dare confusione alla squadra, anche perché, ripeto, se c'è un concetto tattico il modulo lo puoi anche variare. Sto cercando di dare un qualcosa in più, quello che ho detto fine gara, devo dare un qualcosa in più, perché ti rendi conto se c'è da dare un qualcosa in più. Sto provando, i ragazzi mi stanno seguendo su 2 linee ben precise, loro già conoscono comunque dalle scorse 10 gare dello campionato passato, quindi sì, ci sto lavorando, perché penso che un allenatore debba sempre dare quel qualcosa in più che serve alla squadra. Dato che è la persona che deve fare questo, insomma. Quindi io valuto, non dormo la notte riguardo gare, perché il calcio molte volte anche è un gioco di tempi, è un gioco di occupazione degli spazi, è un gioco pure numerico, di numeri. Devi portare numeri nell'area di rigore, e per portare numeri nell'area di rigore sto cercando anche un'altra soluzione. Quindi vediamo e andiamo avanti, insomma. Allora, mister, ci fermiamo un attimo per una breve pausa pubblicitaria. Antonio, tieni pronta la domanda, che subito dopo ci sarai tu. Sì. Seconda parte di Anteprima Sport, siamo in compagnia di mister Roberto Chiuzzi, insieme a me ci sono anche Antonio Clausi, giornalista di Cosenza Channel, e Alfredo Nardi del Quotidiano del Sud. Allora, Antonio, ci eravamo lasciati con la tua domanda, o meglio, stavi per porre la domanda proprio al mister. Continuo nel solco tracciato da Alfredo, e siccome Roberto non è un allenatore che di solito regala chissà che grandi titoli, cerco di stuzzicarlo in maniera tale da portarlo a casa, almeno un titolo per il post trasmissione, Anna. E quindi su quello che ha risposto ad Alfredo io gli chiedo ancora: è ipotizzabile a questo punto, in base a quello che hai detto poco fa, Roberto, un centrocampo più folto, magari con 2 mezze ali, quindi mi riferisco ad un centrocampo a 3. Questo anche per sfruttare, ad esempio, gli inserimenti di uomini come Bruccini e Sciaudone, che in passato hanno dimostrato di poter dare un contributo a livello realizzativo importante per conquistare per centrare gli obiettivi della squadra. Allora, Antonio, potrebbe starci, però credo che noi abbiamo un'idea ben chiara lì in mezzo, quindi lo puoi fare sia se è un 3/4 sia se è una mezzala. Quindi in base comunque alle nostre idee, che già sono ben precise, puoi optare per un centrocampista in più di inserimento, come magari un 3/4 che fa sì che uno dei due te li fa inserire, capito? Quindi quella è una questione, poi in base agli interpreti vai a sistemare determinate cose. Però penso che l'anno scorso noi avevamo dei tempi di inserimento, quest'anno dato che arriviamo più con il fraseggio lì, soprattutto le ultime gare, penso che spesso devi portare prima alcuni elementi al di là della linea della palla, per poi insomma trovarli già nella metà campo avversaria. Quindi un po' si sta lavorando un po' su questa situazione.
che poi l'avete un po' già vista il secondo tempo col Brescia, e quindi poi valutare della mezzala o del tre quarti che permette comunque l'inserimento ad uno dei centrocampisti più predisposto ad inserirsi. E quindi l'idea è questa, insomma. Ma io non nascondo nulla, perché non c'è nulla da nascondere assolutamente. Penso che la pretattica, eccetera, eccetera, poi alla fine le squadre ci conosciamo tutte, le guardiamo, le valutiamo, poi bastano 5 minuti in campo per capire come una squadra poi se si mette diversamente. Quindi è giusto, insomma, è un percorso di lavoro, dato che c'è qualcosa che non va lì davanti, devo fare qualcosa in più, insomma. A proposito del Brescia, mister mi ha dato l'input, nel secondo tempo della partita con il Brescia, quando Chiuzzi è passato alla difesa a 4 mettendo Bittante legittimo sugli esterni, il Cosenza ha giocato meglio e creato 4 occasioni per fare gol. Non sarebbe meglio cambiare modulo accantonando per il momento il 3-4-2-1? Forza Lupi sempre, questo è un altro tifoso che ci scrive. Sì, allora, penso che non è che ha giocato meglio, perché il primo tempo abbiamo fatto un'ottima gara, se l'andate a rivedere abbiamo fatto un'ottima gara, forse, come ho detto, nello step finale giravamo un po' intorno all'area, perché a volte ti compiaci per come giochi, per come fraseggi, per come giri palla da un lato all'altro e arrivi facilmente nella tre quarti avversaria, poi lì ci deve essere quella rabbia in più, che magari anche la situazione mentale deve essere sotto di 2 gol, ma ci sta la valutazione del modulo, che magari, quello che dicevo prima, se ti metti con una difesa a 4 e magari ha un terzino che spinge di più e metti più numeri lì davanti già inizialmente, perché giocando 3-4 con i quinti ci deve arrivare, e magari togli un quinto e metti già comunque un attaccante lì davanti, quindi numericamente lo metti già lì davanti, quindi alla fine è quello che dicevo prima, e ci stiamo lavorando, insomma. Non me ne vogliono Antonio e Alfredo, ma devo smaltire un po' di domande che mi arrivano. Ciao Roberto, io ti rispetto e ti ammiro, ma dimmi la verità, hai chiesto alla società quei rinforzi che ti mancano per completare la rosa, ossia un regista e una punta? Ma noi abbiamo una rosa di 25 giocatori, che oltre che abbiamo una rosa di molti giovani che si stanno integrando, perché un conto che ti arriva il ragazzo esperto, un conto che ti arriva il giovane che si deve integrare e deve entrare in un discorso. Ho la fortuna di avere lo zoccolo duro, che ormai conosciamo tutti, che comunque mi aiuta nel portare avanti un determinato discorso. Per quanto riguarda rinforzi, oggi io non ho l'idea di chiedere rinforzi, perché questa rosa è stata costruita insieme al direttore, l'abbiamo costruita insieme con il direttore e con il presidente, e quindi sono arrivati giocatori dove c'era e c'è la consapevolezza di farli crescere, in fretta ma farli crescere. E quindi la soddisfazione mia più grande è che a gennaio vado a toccare il meno possibile. Vuol dire che i ragazzi e molti stanno crescendo, perché io negli allenamenti li vedo, stanno crescendo e stanno entrando nel discorso tattico, soprattutto per chi è straniero. Non è facile entrare nella nostra mentalità, nel nostro calcio, soprattutto nel calcio di Serie B, che è un calcio difficile, e quindi il mio obiettivo è quello. Poi a gennaio, quando è il momento, se c'è da fare qualcosa, certo si farà qualcosa con il direttore e con la società, insomma. Alfredo. Beh, rimaniamo su questi temi, sembra che siamo la commissione. Non ti sento bene. Mi senti? Sì, adesso sì, perfetto. Dicevo, sembriamo una commissione di Coverciano che sta facendo gli esami all'allenatore Occhiuzzi. Vabbè. No, io volevo chiedere una Infatti cosa. lo ringrazio pubblicamente per questo, perché si presta veramente alle domande che arrivano a raffica, perché ormai i nostri telespettatori, i nostri tifosi sono veramente super preparati, quindi insomma fanno proprio domande tecniche per il mister, quindi lo ringrazio soprattutto per essersi prestato proprio a questo fuoco amico, possiamo chiamarlo così, dai. No, io volevo chiedere una cosa particolare che mi girava nella mente da un po' di tempo, no? Il mister ha utilizzato diverse coppie di centrocampo, parliamo dei 2 centrocampisti centrali, no?
Allora, che tipo di gara deve essere per vedere, ad esempio, Bruccini e Sciaudone? Oppure, che tipo di gara diversa deve essere per vedere Petrucci e Bruccini? O per vedere Bruccini e Conè? Cioè, in base a cosa si sceglie, diciamo, questa coppia centrale? Insomma, questa è una curiosità che avevo da tempo. Allora, il discorso è questo. Il discorso è che innanzitutto io li giro molto durante la settimana perché voglio che si abituino a giocare tutti insieme e ognuno mette le proprie caratteristiche. Io devo esaltare le caratteristiche di ognuno e devono metterle a servizio della squadra. Ovviamente gioca chi sta meglio, ci sono partite che hai bisogno magari della fisicità, dell'intraprendenza di Ben, accompagnata magari vai ad accompagnare alla riflessione magari di Bruccini o alla riflessione di Petrucci. Sono partite che Ben va a coprire, l'avete visto il secondo tempo a Ferrara, va a coprire gli inserimenti di Daniele, che per me è uno dei giocatori in B più forti negli inserimenti, nei tempi di inserimenti. Quindi comunque insieme qualunque giocatore gioca sa che devono dare filtro, devono dare equilibrio, perché giocando a due spesso puoi soffrire. Chiedo sempre qualcosa in più agli attaccanti o ai quinti, di stringere i quinti o di abbassare il tre quarti per dare una mano, perché a volte è normale che io gioco a due e in mezzo al campo posso incontrare squadre, soprattutto quando incontri 4-3-1-2, ne hanno 4 in mezzo al campo, hanno un rombo, io ne ho solo 2, quindi qualcuno deve scalare e deve aiutare, quindi lavoriamo molto anche su queste situazioni qua. E quindi un po' il mio pensiero è quello: comunque durante la settimana li alleno tutti allo stesso modo, li vario, li cambio, valuto le coppie in base alla gara, è normale, a quello che hai detto, perché poi ci sono alcune gare che hai bisogno di alcune caratteristiche, quindi preferisci alcuni giocatori, però poi lo dimostrano loro stessi, comunque la fanno sempre la gara, in base pure che cambia la coppia, cioè, puoi giocare anche con 2 giocatori uguali, comunque devono mettere le loro caratteristiche a disposizione del modulo, a disposizione della squadra, insomma. Antonio. Io gli faccio una domanda da $1.000.000. Petre, che punto è il suo inserimento e perché lo abbiamo visto un po' di meno di quanto ci saremmo aspettati? Allora, Adrian è un giovane che sta capendo, lui spesso, anche quando è stato valutato in corso di mercato, ho notato che gli piace molto svariare, aprirsi. C'è stata la gara che ha giocato in casa, nell'1-2 nostro lui si apriva molto, magari qualcuno mi ha fatto la domanda: perché hai messo Petre largo? Non l'ho messo largo, sono delle caratteristiche che lui ha. Stiamo lavorando molto su questo con lui. È un ragazzo molto sensibile, è un ragazzo che devi fargli sentire la fiducia, è quello che sto cercando di fare durante gli allenamenti, e sono sicuro che arriverà il suo momento e lo sfrutterà nel miglior modo possibile e sarò la persona più felice di questo mondo. Quindi il suo percorso sta crescendo, sta lottando, vi dico che sta lottando per migliorare questo step, perché ha capito cosa voglio e cosa vogliamo da lui. È normale che io gli devo dare la serenità giusta al ragazzo, perché il ragazzo sente sopra il peso della responsabilità, ma io voglio che lui sta sereno, perché le sue qualità devo fare in modo che escono al più presto, insomma. Allora, mister, dopo diverse formazioni, a trovare proprio l'amalgama giusta, il mister intende creare un gruppo stabile al quale di volta in volta, in relazione alla squadra da affrontare, inserire gli opportuni innesti. Grazie e in bocca al lupo. Allora, per questo io anche lo scorso anno dicevo, poi erano 10 gare, quindi poi a un certo punto vai avanti con una squadra ben precisa. Ad oggi ci sono hai sempre delle certezze dove vai in campo, soprattutto in alcuni ruoli, però per me faccio in modo di allenare i ragazzi perché nessuno sia indispensabile, altrimenti vado a lavorare 11 calciatori, non è così, è un campionato lungo, è un campionato lungo, è normale. E questa squadra non ha mai dimostrato
perché io ho cambiato degli interpreti, ma la squadra ha avuto sempre un'identità, una quadratura, tranne la partita di Reggio dove abbiamo sofferto, e i primi 20 minuti col Cittadella. Reggio magari siamo rimasti anche in 10, per il resto il Cosenza non ha mai sofferto le gare. Le ha giocate, a volte purtroppo non è arrivato il risultato, a volte siamo stati bravi magari a riacciuffarlo, se a Verona segnavamo prima noi magari era un'altra la gara, quindi ricordo la partita di Verona dopo il 15esimo, dal 15esimo al 41esimo prima di prendere il gol siamo stati nella metà campo del Verona, quindi del Chievo Verona, quindi comunque questa squadra, se cambia interpreti, ha un'identità, è normale che pian piano mi rendo conto che c'è chi oggi ha affrettato questo percorso di crescita ed è sarà più presente nelle mie formazioni titolari, questo è normale. Allora, un saluto da Gigi Lupo che ci sta seguendo da casa. Mister, intanto ricominciamo il giro, questa volta da Antonio. Sì, una curiosità. Ieri Ballulì ha rilasciato un'intervista dove si è notata la sua grande ambizione di affermarsi e di sfruttare l'opportunità che il Cosenza gli ha dato per poi potersi giocare le sue chance in Serie A. Roberto, tu vedi Ballulì più simile a Baez o più simile a Carretta? Quindi come una seconda punta esterna alla Carretta, oppure un trequartista alla Baez? E se tutti e tre, fino a che punto poi possono convivere là davanti? Lui per me è un trequartista puro, non somiglia né a Baez né a Carretta, per me è proprio un trequartista, il classico 10, che ricordiamo che a me è un ruolo tanto caro, insomma, quindi il ragazzo in questo percorso che sta facendo con me dallo scorso anno sta crescendo tanto, lo sto stimolando nell'andare oltre durante gli allenamenti, perché per me se lui va oltre si alzano anche le prestazioni, perché poi è un giocatore che ha una classe sopraffina, è un ragazzo molto intelligente, bravo tatticamente, a volte lo scorso anno quando entrava mi entrava anche a mezzala, mi lavorava bene anche da mezzala, però lui è il classico trequartista. A volte durante gli allenamenti lo sposto pure un po' dietro a costruire il gioco perché è bravo a fare questo, così mi permette quel discorso che vi dicevo, il centrocampista, di inserirsi, e quindi detta i tempi, perché un giocatore che palla nei piedi gliela puoi dare, gliela puoi affidare e ti dà i tempi, insomma, di inserimento e di risalita della squadra. Quindi Momo è un giocatore, è questo tipo di giocatore per me. Sono contento perché sta crescendo sotto il profilo del sacrificio, è forse quello che gli mancava un po', lo sta facendo, deve maturare in questo e gli stiamo dando una mano con lo staff a far sì che lui in questo cresca, perché per me può migliorare le sue prestazioni ancora del 30% se cresce sotto questo aspetto. C'è una tifosissima del Cosenza che ci dice: mister, portaci ai playoff, se ci riesci portaci addirittura in Serie A. Poi ovviamente tante affermazioni, una tiratina d'orecchia a Baez la devi fare, lui è un bel giocatore ma ultimamente sta deludendo, e poi è lampante, quando si gioca a 4 in difesa, a centrocampo con 2 giocatori si va sempre in affanno. Intanto sentiamo anche Alfredo che cosa voleva chiedere. Ma io un paio di cose. Allora, quando vedremo Ba in campo, che tipo di giocatore vedremo? Cioè, dacci delle coordinate su questo calciatore, e poi in tutta sincerità, se un calciatore, ecco, come Casasola, non Casasola magari, ma uno come Casasola, che non c'è in effetti poi in questa squadra con quelle caratteristiche, è mancato allo sviluppo del tuo gioco, oppure si può fare diversamente, oppure no, non lo so. Allora, rispondo velocemente per il discorso al telespettatore di Baez. Baez è un giocatore che, come tutti, io ieri ho detto a questi ragazzi a fine allenamento che io a loro non posso rimproverare nulla, perché
quando un giocatore suda la maglia, porta rispetto ai compagni, al tecnico, allo staff, esce dal campo che ha dato l'anima, non posso rimproverare nulla. È normale che ognuno di noi, il primo, il sottoscritto, dobbiamo fare quel qualcosa in più, valutare le prestazioni, e quando c'è quel qualcosa che si esagera, si fa di più, è giusto che si fa qualche passo indietro. Quindi sicuramente sono discorsi che facciamo, però parliamo di calciatori che ci danno tanto, ci hanno dato tanto, e ci sono dei momenti che bisogna anche accettare la prestazione e non buttargli la croce addosso, ma fargli capire dove si sta sbagliando e subito rimettersi sulla strada giusta. Per quanto riguarda Alfredo Ba, giocatore che molto tecnico, ha frequenza nel passo, si inserisce fisicamente, anche impatto fisico, si inserisce. L'avete visto a Reggio, io l'avevo messo perché a Reggio, quando ho messo lui, giocando con 5 dietro, i 2 centrocampisti, avevo lasciato sempre i 2 attaccanti per cercare di partire. A un certo punto ho messo la mezzala, ho tolto un attaccante, ho messo proprio lui perché lui è bravo in questi inserimenti, è bravo. Ba paradossalmente potrebbe anche giocare in fascia perché ha una buona corsa e ha dei tempi di inserimento importanti, e quindi questo sono contento perché ieri ha fatto quasi tutto l'allenamento con me. Questa mattina siamo stati al campo, anche se avevano un giorno libero i ragazzi, c'è chi insomma sta facendo a parte, quindi siamo stati lì, e stamattina l'ho visto ancora bene, ha fatto l'individuale, oltre alla forza individuale tecnico. Per quanto invece l'altra domanda, Alfredo, dimmi veloce. La prima domanda era quella su Casasola. Casasola, bravo, Casasola. Io Casasola conosciamo che calciatore è, e quindi ad oggi non ho Tiago, e quindi sto lavorando per le caratteristiche dei calciatori che ho, che conosciamo benissimo, e quindi devo lavorare per le caratteristiche dei miei quinti, dove magari Casasola era anche un giocatore lineare, aveva dei tempi di inserimento importanti, anche perché venivano dati anche da Riviero, da Asensio, che magari ti tenevano palla e ti facevano salire, guadagnare campo nel tempo giusto. Quindi un po' è un insieme di cose che lo scorso anno avevamo, e quest'anno ne sto cercando altre. Magari lo scorso anno stavamo più bassi, stavamo magari ad aspettare l'avversario perché sapevamo determinate cose. Quest'anno l'abbiamo fatto inizialmente perché, diciamo, la squadra era sulla falsariga dello scorso anno, poi nel corso stiamo cercando di lavorare altro, sto cercando di dare anche più palleggio, però non dobbiamo perdere quella verticale che abbiamo, che per noi è importante e va a far male, insomma. Ci vorrebbero trasmissioni di ore e ore, mister, perché arrivano tantissime domande. A proposito proprio delle interviste, non crede che a volte con i calciatori ci voglia più bastone che carota? Giustificarne protegge un po' troppo i giocatori, anche quando le loro prestazioni sono indifendibili. Allora, io penso che andare in TV, in trasmissione, e fare gridare, dimostrare chissà che cosa, no, io gestisco un gruppo di uomini, e nel momento giusto, magari l'anno scorso qualcuno diceva che dicevo la messa, io assolutamente non dico la messa, anche perché non sono predisposto a fare questo. Sono uno che quando devo usare il bastone lo uso nel modo giusto, con rispetto degli uomini, rispetto delle persone, e magari nel chiuso dello spogliatoio. Ma anche lì nel modo giusto si fanno le cose, perché chi gestisce un gruppo lo devi fare, devi essere autorevole, ti devi far rispettare delle regole, devi far rispettare le tue idee. Io vedo una squadra che comunque entra in campo e dà l'anima. Per me è la prima cosa, perché guai se non fosse così. Seguono i miei dettami perché credono in ciò che facciamo. Andare in sala stampa e andare a buttare la croce addosso a uno o a un altro, anche perché poi sono calciatori che stanno sudando la maglia e la sudano, e questa è la cosa più importante. È vero che a volte non ci sono le prestazioni, ma la prima tiratina d'orecchio, quando c'è una prestazione, la devo fare a me stesso, la prima tiratina d'orecchie. Quindi è giusto che vengo lì, però è giusto, perché la domanda che mi ha fatto ci sta,
da parte del tifoso, perché vuole sapere se c'è un allenatore che ha la contezza di alcune cose, no? Di alcuni momenti o di alcune prestazioni. Assolutamente sì, però penso che conosco molto bene i miei calciatori, innanzitutto li devo rispettare umanamente e poi anche calcisticamente devo dargli le giuste tiratine d'orecchio, insomma, nel modo giusto, credo che, e lo faccio comunque. Le rubiamo un altro po' di tempo, mister, ci scusi, ma ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria e torniamo tra pochissimo. Terza parte di Anteprima Sport. Io voglio ringraziare veramente pubblicamente mister Roberto Chiuzzi, perché il tempo a nostra disposizione era limitato, invece lui gentilmente è rimasto con noi perché ci arrivano tantissime domande, ovviamente ci sono anche Alfredo e Antonio che vogliono porne altre, quindi mister, grazie, veramente, Grazie 3 volte a voi, grazie. È un piacere. Alfredo, ricominciamo da te. No, io ho un'altra curiosità. Gestire uno spogliatoio non è facile per nessun allenatore, forse quando si è giovani è ancora più difficile o è più facile, io questo non lo so. Però la mia curiosità è questa: quali regole o quali regola fondamentale c'è, quale regola all'interno dello spogliatoio del Cosenza? Cioè, quali sono le cose sulle quali un allenatore come Occhiuzzi non transige? Allora, Alfredo, il rispetto è una cosa, ma non nei miei confronti. Innanzitutto il rispetto lo puoi pretendere se dai rispetto, se rispetti le persone. Quindi per me il rispetto dei ruoli, io faccio capire alla squadra che per me è fondamentale il magazziniere, a me piace molto anche lasciare tranquillo chi lavora intorno a me, nel decidere, perché per me sono un supporto, non sono io a decidere su cose che a me non competono, dal magazziniere allo staff sanitario, alla società, al Kevin, il team manager, il segretario, quindi l'organizzare le trasferte. Io sono con loro molto elastico, anche perché lo fanno benissimo il loro lavoro, tutti. Quindi innanzitutto è questo, e pretendo questo dai calciatori. Anche perché noi, chi sta intorno alla squadra lavora per i calciatori, lavora perché poi la prestazione la devono fare loro. Quindi una delle regole principali per me è questa, ma lo faccio non nel parlare, nel dire, ma insomma, dando l'esempio, insomma. Quindi è una delle prime cose. Lo faccio nei confronti dello staff, perché il mio staff mi lavora a fianco. Quando lavorano loro in campo io sono lì, abbiamo condiviso un allenamento preparato la mattina e do spazio quando c'è da lavorare, anche perché a me quando facevo il secondo a De Angelis, il secondo a Mister Braia, il secondo a Pillon mi è stato dato spazio, soprattutto il Mister Braia a me ha dato tanto, quindi per me vivere con questo esempio per me è stata una fortuna, e quindi oggi io seguo esempi positivi che mi sono stati dati, e quindi per me è questo, e poi mi viene facile dare regole, perché se pretendo alcune cose e poi sono il primo che non mi comporto in questo modo, ovviamente non verranno rispettate. Quindi mi viene facile gestire. La cosa più difficile è fare scelte, non perché do spiegazioni, perché ne do pochissime, fare scelte perché, ripeto, ho dei ragazzi che anche perché è il modo mio di approcciare gli allenamenti, cerco di strutturare gli allenamenti facendo in modo che loro hanno sempre un duello, hanno sempre una situazione situazionale, e quindi devo metterli nella condizione di potersi conquistare il posto, di poter fare la prestazione, quindi poi per me andare a fare scelte non è facile. Forse quello è il momento più difficile. Allora, oggi che tutti noi tifosi non possiamo venire allo stadio per il Covid, incitare i ragazzi, e tu mister Occhiuzzi, la nostra sicurezza, anche perché sei uno di noi, un cosentino puro sangue, facci sudare sempre la maglia ai giocatori, noi tifosi ci teniamo. E poi c'è una domanda sulla partita, quella di Coppa Italia contro il Parma, squadra che sta cercando di cambiare la vecchia attitudine contropiedista che aveva con D'Aversa a favore di un gioco più propositivo. Si potrebbe fare l'impresa andando a vincere proprio in Emilia-Romagna, e come si ferma Gervinho? Questo chiedono i tifosi.
Allora, innanzitutto a me dispiace, infatti sono oggi contento di essere qua perché ho l'opportunità, ripeto, non avendo neanche social, quindi magari qualcuno mi può vedere per strada, ma ora proprio no perché siamo in quarantena, quindi facciamo campo casa, però io quindi sono contento di essere qua così la gente sente la mia voce, capisce cosa ho dentro e cosa sto cercando di trasmettere. Quindi sono contento davvero di aver partecipato a questa trasmissione con voi e delle domande che mi state facendo, Alfredo e Antonio, sono domande davvero interessanti e mi danno l'opportunità di spiegare alcune cose. Per quanto riguarda il Parma, pensiamo al Frosinone. Lì poi è una bella vetrina dove ci andiamo a giocare. Per me, immaginate, e i miei calciatori come è bello, ma soprattutto è bello riportare il Cosenza in alcuni stadi, riportare il Cosenza, aver riportato il Cosenza nella competizione, in fasi importanti della competizione, incontrando squadre di Serie A, quindi dove eravamo abituati tempo fa, quindi far rivivere alcune situazioni ai nostri tifosi è bellissimo e le viviamo anche noi, le stesse sensazioni, ve lo assicuro. Poi quindi adesso sto pensando al Frosinone, poi penseremo come fermare, come cercare di giocarla nel miglior modo con il Parma, facendo bella figura. E Gervinho, vabbè, Gervinho è difficile da fermare, quindi, quindi questo. Magari metterò Moschella e Tortelli in marcatura, facciamo così. Antonio. Io ho una doppia domanda, parto da quella forse un po' più interessante, di cui meno si è parlato in questo periodo però. Da quest'anno Occhiuzzi con il suo staff sfrutta una applicazione, un'app che riprende le partite e gli allenamenti dalla tribuna, dall'alto sostanzialmente. Puoi spiegarci meglio di che cosa si tratta e che vantaggi hai da questa applicazione? Allora, vi spiego, è non so se si può chiamare app, non so, perché poi è un software, che è stato creato apposta per me da questa società che poi sta collaborando con noi, che lavora qui a Cosenza, dove noi riprendiamo in diretta le gare, arrivano direttamente le clip in panchina, dove Carnevale, il nostro collaboratore, seleziona le clip che vogliamo, le possiamo vedere anche in diretta e quindi ho l'opportunità di rivederle anche a fine primo tempo alcune situazioni. A volte normale ne vedi 2 o 3, non ne puoi vedere tante, a volte mi giro anche io, gli chiedo di tagliarmi una clip perché c'è il pulsante dove ti fa andare 30 secondi indietro, 1 minuto indietro, quindi ti taglia quel minuto, quei 30 secondi, quindi è una cosa davvero eccezionale che ci ha messo a disposizione insomma, questa società e soprattutto la nostra società. Quindi per noi è un supporto tecnologico, rivedere gli allenamenti, rivedere ciò che succede, poi dall'alto si ha una prospettiva ben diversa e quindi a volte ti rendi conto ancora meglio di alcune cose e riesci anche a farle rendere visivamente. Il calciatore un conto è spiegargli la lavagna dell'errore, un conto è fargli vedere il buco magari che è stato lasciato, magari la scelta sbagliata, si poteva dare palla sul secondo palo, l'ho data sul primo, quindi fargliela vedere, capisce l'azione successiva magari può essere più efficace. Allora c'è un grande grazie a mister Occhiuzzi per quello che ha fatto e farà per il Cosenza, ovviamente c'è scritto anche Forza Lupi e poi mister chiedono vogliamo le prossime 2 partite e 2 vittorie con il Frosinone ma specialmente contro la Salernitana, via Lupi via. Sì, è normale che io saluto questi tifosi, le vittorie le vogliamo, vanno cercate con la prestazione, quando ci sono le prestazioni non vengono le vittorie, deve andare a vedere ciò che non va, è quello che sto cercando di fare, davvero sono il primo, quindi lo sapete che cerca il risultato con tutto se stesso, non demordo, sono una testa dura, ho le idee davvero ben chiare e speriamo davvero che arrivino presto le vittorie, perché arrivando presto le vittorie si valorizza sempre di più il gioco e si valorizzano i ragazzi, che poi è la cosa più importante. Avere l'entusiasmo dei ragazzi ci può portare lontano, insomma. Antonio, riparto da te. Sì, e l'altra domanda è una curiosità che però poi aiuta a capire molto. Non ti sentiamo, aspetta un attimo, proviamo a rialzare l'audio del tuo ritorno. Ecco, vediamo un attimo, riprova. Sì? Ecco, adesso sì. Adesso mi sentite? Sì.
Ok, dicevo, la seconda domanda invece è più che altro una curiosità che però può aiutarci a capire le preferenze, i gusti di Occhiuzzi, allenatore per ciò che concerne il reparto offensivo. Se quest'estate, Roberto, il direttore Trinchera ti avesse detto: Roberto, possiamo tenere uno tra Asensio e Rivière, scegli tu quale avresti scelto e perché, chiaramente? Guarda, mi metti davanti a una scelta difficile perché mi capitava spesso nel dover scegliere uno dei due. Raul ti dà più riferimento, ti dà più gioco aereo, ti dà più l'opportunità di giocare sulle palle sporche, perché dei momenti alcune squadre ci pressavano alte, quindi avevamo bisogno di lui sulle palle sporche. Manu legava molto bene il gioco, quindi se devo fare una scelta, sono due giocatori che per me fantastici, che ho stimato tanto. Pensate che Asensio quando abbiamo giocato 2 anni fa contro il Benevento, avevo già fatto il nome al direttore che mi piaceva un sacco, ovviamente il direttore lo conosceva. Sono davvero combattuto nel fare quelle scelte. È normale, per come è andato poi il finale di stagione, hanno dato tutte e due il massimo, ci hanno dato tanto tutte e due. Magari ti dico Rivière perché mi lega un po' più il gioco, per come sto giocando soprattutto adesso, magari era ancora più efficace, quindi magari ti posso rispondere così. Alfredo. Ma guarda, io rimanendo sempre su questa linea, no, di capire i calciatori che compongono la rosa del Cosenza, mi è venuto un pensiero prima e quindi faccio adesso la domanda. Ma per esempio uno come Ba potrebbe giocare anche a destra, per esempio, come diciamo esterno, no? Non proprio d'attacco, voglio dire, ma di centrocampo. E poi l'altra domanda, non so se farla adesso, cioè Sì, falla. un giudizio sullo staff, no? Per esempio si sente poco parlare di Tortelli, di Carnevale, lo ha citato prima il mister, di Moschella, di Fischetti, di Pingente, insomma, però so che lui è molto legato a questo staff e volevo capire, insomma, cosa ne pensa, se ha qualcosa da dire su qualcuno in maniera particolare. Allora, per quanto riguarda Basi, ci hai visto bene, perché per me potrebbe farlo, è normale, lo devi far lavorare, perché è un qualcosa che ha fatto poco, anche te lo dico perché guardando alcune gare sue quest'estate, ed è stato uno dei primi calciatori che io ho visionato, ho visto, da mezzala, da centrocampista spesso si apriva e rendeva molto in fascia, quindi è un pensiero che ho fatto, già lui lo sa. È normale che poi ha avuto l'infortunio, quindi poi ci devi lavorare su queste cose. I ragazzi non li puoi mettere lì e poi entrare in campo e sono spaesati tatticamente, soprattutto in un campionato come il nostro della B, che la tattica tante volte la fa davvero da padrone, quindi, però lui è un ragazzo molto intelligente anche sotto questo punto di vista tattico. Per quanto riguarda lo staff, sapete quanto stimo questo staff, per me l'abbiamo completato con Ivan, perché continuiamo sul lavoro dello scorso anno, dove il mister Tortelli fa un lavoro individuale, abbiamo fatto anche delle schede individuali, soprattutto con i giovani, e quindi per me è fondamentale il lavoro individuale, perché poi il gesto tecnico ti pulisce le giocate, ti pulisce, magari puoi fare 3000 cose, ma se non hai tecnica ti vengono difficili, insomma. Quindi per me la cura del gesto tecnico, stamattina è stato fatto questo lavoro col mister Tortelli, spesso ogni giorno quei 15 minuti, chi mi resta o resta alla fine, o durante alcune esercitazioni il mister si dedica a questi calciatori, ha delle schede tecniche fatte, quindi lavoriamo molto la tecnica di corsa, che è fondamentale. Per me, sapete, il rapporto con il prof Pincente, che è una forza, perché ci dà, oltre che ha un modo di allenare i ragazzi, li stimola, li stuzzica, gli rompe le scatole dalla mattina alla sera, quindi per me è fondamentale. E lui, insieme a lui c'è il recupero infortuni Lucchetta, che allenare gli infortunati non è facile. Io
è successo a me un periodo qua a Cosenza, da infortunato ero un rompiscatole, il calciatore infortunato è un rompiscatole, e quindi lui fa un lavoro fantastico non solo sotto il profilo del lavoro, del rimetterli in campo. Ricordiamo che lui ha riabilitato Corsi, ha riabilitato Conè, ha riabilitato Trovato, quindi non è facile riabilitare dei crociati e rimetterli in campo nel miglior modo possibile. Quindi Lucchetta fa un lavoro anche psicologico perché gli sta dietro a questi ragazzi, e quindi non mi porta mai una lamentela in più dei ragazzi, se la tiene per sé, quindi filtrano molto bene. Antonio lavora bene con i portieri, li tiene tutti sulla corda, li fa sentire tutti titolari, e questo per me è importantissimo. Lavora sul situazionale, sulla costruzione dal basso, che a me piace tanto. Luigi Carnevale è un metodico, è molto preciso e ci costruisce un po', ci sistema gli allenamenti, ce li costruisce, propone anche delle tecniche dinamiche importanti, e mi segue molto quest'app, mi segue un programma dove sistemiamo tutti gli allenamenti, è molto riflessivo. Per noi, diciamo che nel nostro staff è quello diciamo forse più riflessivo. Ivan, avevo bisogno di un supporto tattico, Ivan è molto bravo, ha lavorato molto sul 3-4 lui in questi anni, anche se lo scorso anno ha giocato spesso a 4 con la sua Primavera, ha tanta esperienza in staff di Serie B, di Serie A, ha tanto fuoco dentro, poi, e quindi spesso lui lavora sulla fase difensiva, lavora sulla linea, la Liva sta lavorando molto bene, quindi sono contento di questo, e quindi è un lavoro, diciamo, tra noi destrutturato, tra noi staff, insomma. E poi c'è il mito. Come? Ercolino Donato. Abbiamo soltanto un minutino perché poi dobbiamo Poi chi chiudere. c'è? Sì, c'era una cosa che voleva dire in Marco. chiusura, proprio ricordare una persona che non sta bene in questo momento. Sì, guarda Anna, c'è un ragazzo, Raffaele Aiello, che sappiamo ha avuto un brutto incidente, sta lottando con tutto se stesso, quindi io a lui e alla sua famiglia, soprattutto a lui, spero che gli verrà portato questo messaggio, ma glielo manderò anche privato. Sa che le imprese si possono fare, lo abbiamo fatto lo scorso anno, e lui deve farla, ce la deve mettere tutta. Io e la famiglia Cosenza Calcio siamo con lui e l'aspettiamo presto allo stadio, quindi un bacione a lui e alla famiglia, un abbraccio grande. Un abbraccio anche da parte nostra. Mister, io mi scuso per le persone che ci hanno mandato tantissime domande, io spero di averla poi in seguito per porgere queste altre domande, magari nei prossimi mesi. Grazie mille per essere stato con noi e per aver accettato il nostro invito. Grazie mister, in bocca al lupo. Grazie a voi. Allora io ringrazio Antonio Clausi sempre. di Cosenza Channel, grazie Antonio, grazie ancora una volta per essere stato con noi, grazie ad Alfredo Nardi del Quotidiano del Sud, grazie ancora Alfredo, un saluto a tutti voi che ci avete seguito, tanti auguri al nostro regista Enzo Leonetti che ha curato la regia e che oggi proprio compie gli anni, grazie, a venerdì prossimo.